Alle mie spalle la sede della Tergas di Noventa, che ha ospitato la presentazione della The Big Start, ovvero la presentazione della tappa iniziale del Giro d'Italia Handbike, che in questa edizione 2026 prenderà il via proprio da Noventa di Piave il prossimo 29 marzo. Ma andiamo a sentire i dettagli della presentazione. Un'organizzazione come abbiamo trovato a Noventa di Piave, in un comune così piccolino, è veramente una cosa assai rara. Per questo abbiamo proposto subito al sindaco Mariani e a tutta la giunta di far partire la nostra importantissima edizione internazionale proprio da Noventa di Piave, un significato forte, un tema forte che porterà un grande messaggio a livello europeo. Ecco, quest'anno diceva appunto una gara che assume un respiro ancora di più internazionale, siamo tra l'altro a un paio di anni dalle Paralimpiadi di Los Angeles. Quali saranno i contenuti tecnici quindi di questa gara e di questo giro? È un giro importante perché le 5 tappe che compongono l'edizione di quest'anno faranno parte dell'assegnazione del ranking di punteggio per Los Angeles 2028, quindi ogni singola tappa avremo atleti che verranno proprio dall'estero per fare punti per poi partecipare al ranking di punteggio ufficiale. Parteciperà tutta la cittadinanza perché è un evento che faremo appunto in centro. Abbiamo volutamente scelto le nostre strade del paese perché è vero che porteremo dei disagi, però saremo un paese in festa con questa grande attività, che lo sentiamo non solo a livello sportivo ma anche sociale. Devo dire che anche è un momento di riflessione, perché anche come sindaco è uno stimolo ancora in più ad eliminare tutte le barriere architettoniche che abbiamo in paese, e è per questo che l'amministrazione con il piano PEBA ha deciso appunto di mettere circa 40-50 mila euro all'anno su attività appunto che vadano ad abbattere le barriere architettoniche.